Per l'ennesima volta Sottomarina non ottiene la bandiera blu per le sue spiagge, un riconoscimento che tiene conto della qualità dell'acqua, ma anche di altri servizi e infrastrutture. Un verdetto accolto con indifferenza, fastidio e qualche rammarico. E allora meglio puntare sulle qualità terapeutiche del sole e sulla spiaggia tra le più estese d'Italia. Essere stretti tra le foci di 3 fiumi non aiuta. Il mare è assolutamente balneabile ed è pulito. Non sono stati raggiunti quest'anno i livelli di eccellenza che in altre località magari sono stati raggiunti. In realtà non c'è pericolo assolutamente per la balneabilità, soffriamo in modo particolare per la vicinanza dei fiumi, però ripeto, non è questo il dato fondamentale dal quale partire. Servirebbe forse un po' più disponibilità da parte dei comuni qui nell'entourage dei Sottomarina, perché vede, noi siamo confinati, cioè siamo in mezzo praticamente a 2 o 3 fiumi molto importanti, il Brenta, l'Adige, il Po, e quando fa maltempo scende di tutto, per cui la spiaggia sembra sempre sporca. In Italia i cavallierati non si negano a nessuno, come le presidenze onorarie. La bandiera blu è messa da tutti quanti. Da capire che forse non riusciamo a intercettare la sensibilità, non so, della golletta verde piuttosto di che altro. Circa 1,5 milioni di presenze all'anno, un calo per la crisi del 4% in media con le altre località. Sottomarina è il paradiso dei pendolari, offre sole e sabbia finissima a pochi chilometri da casa per padovani, veneziani e vicentini. La crisi si dovrebbe sentire meno per i costi contenuti e la possibilità di fare vacanze anche di un solo giorno, però la preoccupazione c'è. Vede, una volta la gente scendeva qui in spiaggia e si accomodava con niente sotto gli ombrelloni praticamente, mentre adesso vediamo che dal parcheggio scende di tutto, scendono con frigoriferi enormi, scendono con borse piene di alimenti e di cibo, mentre questo una volta non succedeva. È partita nel calendario. Ma come può vedere, se si gira attorno, insomma, non è ancora partita. Noi siamo legati molto agli aspetti del tempo e finora il tempo, insomma, non c'è stato di grande aiuto. Quanto alla bandiera blu, ci si riproverà l'anno prossimo, ma senza farne una malattia. Sui servizi vorrei capire quali sono poi gli elementi per cui non si è arrivati alla bandiera blu. Perché gli operatori della spiaggia credo abbiamo fatto di tutto e di più. Noi nel nostro intimo siamo sicuri e convinti che più di questo non era possibile. Se ci sono altri aspetti che non tangono all'aspetto balneare, discutiamone, però voglio dire, la bandiera blu ormai per me lascia tempo che trova.